Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. In diretta e anche in simultanea, direi, con Radio Libertà. Che giorno è? In simultanea quando sono scoccate le 12:46. Siamo insieme a un'accoppiata vincente sull'altura di comando in regia tecnica, Donna Sveva e Lorenzo il Magnifico, e poi c'è Cice Barbò, che poi sarei io. Temperature interne, cominciamo con i convenevoli formulaici. Internamente, dice la commissione apposita, ci sono 24,7 gradi centigradi sopra lo zero, 9,9 invece esterni, 73% l'umidità, 1021 millibartondi la pressione, l'abbraccio è fortissimo, forte, la signora Carmela, la signora Clotilde, la signora Adrianangela. Loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Gli altri supporti dai quali seguirci: il profilo Facebook, che vi permette di orientarvi tra le nostre trasmissioni, dove trovate ogni notte che il cielo manda in terra la sinossi delle interviste che poi ascoltate nella seconda parte di questa di questa diretta dopo le 13:35, oltre la pagina. Poi la Radio DAB, che ormai è dappertutto, le applicazioni che vi permettono di seguirci con i vostri telefonini ovunque voi siate sulla crosta terrestre, e poi radiolibertà.net il sito, e poi ancora Alexa accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, e poi Twitch, il social di ultima generazione, e infine YouTube a targhe alterne. La sinossi di cosa parleremo oggi? Ma ritorniamo, perché è il caso che tiene banco, cioè l'avviso di garanzia, che le toghe chiamano atto dovuto. Io l'ho presentata, mi è piaciuto come l'ho presentata, perché sono partito da una citazione dotta. Diceva Franklin Delano Roosevelt che in politica nulla accade per caso, ma non ditelo alle toghe italiane, perché che il 16 gennaio sia stata approvata la separazione delle carriere non ha nulla a che vedere con l'atto dovuto. Non c'è nessuna relazione con il fatto che Li Gotti, l'avvocato autore della denuncia, sia stato 2 anni sottosegretario di Romano Prodi. Romano Prodi, scriveva Giampaolo Pansa, era particolarmente suscettibile e vendicattivo. Guarda caso, poche settimane fa c'è stato a distanza, indirettamente, un battibecco. Meloni aveva risposto in qualche modo alle critiche di Prodi, e Prodi, susseguioso qual è, si era veramente inalberato. Guarda caso, un suo uomo fa questa cosa. Poi c'è il procuratore che ha presentato l'esposto, che è lo stesso che aveva portato avanti la causa contro Matteo Salvini. Coincidenza, sono tutte coincidenze. E poi ancora le iniziative che a dicembre-novembre avevano annunciato l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, e scioperi, sensibilizzazione contro quella che, ricordiamolo, la separazione di carriere era una delle indicazioni lasciate da Giovanni Falcone. E loro ti dicono di no, è incredibile, è davvero fantastico, perché impari certe volte, perché
io ho avuto modo anche di ascoltare del no, ve le abbiamo fatte sentire le registrazioni di Giovanni Falcone, che dice esplicitamente che la separazione delle carriere è necessaria perché non possono più esserci complementarietà, diciamo, tra le due cariche. E io dico, non ha mai detto, io l'ho visto sul sito del Fatto anche, scusate, adesso la tosse. Sul sito del Fatto l'hanno messo. Non l'ha mai detto, non potete, l'ANM sul sito c'era il simbolo di dell'ANM, non l'ha mai detto. Vabbè, coincidenze. Ne parliamo con Pietro De Leo perché Pietro De Leo aveva scritto un articolo il 16 di dicembre dove anticipava tutto chiedo scusa, e poi l'aveva scritto il giorno prima dell'esposto, dell'atto dovuto, dell'avviso di garanzia. Il giorno prima proprio aveva scritto un articolo dove spiegava come la magistratura volesse cavalcare il caso Al-Masri, il colonnello libico eh, che era denunciato per crimini contro l'umanità, diceva appunto un giorno prima. Poi gli chiediamo quali sono le sue fonti, anche se come ogni giornalista professionista, le fonti, noi abbiamo il diritto alla protezione delle fonti. Se sei pubblicista no, se sei professionista invece sì. Vabbè, hanno deciso colà dove si può. Poi, come secondo argomento, Giuseppe Liturri alle 14:35, un altro colpo all'economia, colpo grosso questa volta. Verde marcio, ho scritto come incipit. Bello, verde marcio mi piace. Lodate can che te gana bea coa, dicono, si dice in vernacolo veneto, lodati cane che hai una bella coda. Allora, però seriamente è un colpo alla green economy molto pesante, perché la Fed, la Federation Bureau americana, si ritira dal gruppo bancario, banca americana insomma, si ritira dal gruppo bancario che sta operando contro il cambiamento climatico, il gruppo Green insomma. È un gruppo, diciamo, di finanza, di soldi, di banche, che raduna più di 100 grandi banche centrali e autorità di regolamentazione di oltre 90 paesi. È il maggior polo finanziario per l'implementazione e la diffusione dell'ideologia green. Si dice NGFS, ehm, Network for Greening the Financial System, o System. Comunque il sistema, dunque, non solo inglese, grosso modo significa comunque coordinamento per il sistema finanziario per il verde, grosso modo è questo. Mi sto spiegando male, ma la sostanza è davvero grossa, perché tra l'altro prima che arrivasse Trump, Jerome Powell, che è il presidente della Fed, American Federal Reserve, si era pronunciato più volte dicendo che tra gli obblighi statutari della Fed non rientrava il contrasto al cambiamento climatico. Quindi ha portato, diciamo, arrivando Trump, si è arrivati al quadro, all'habitat, al clima giusto, visto che parliamo di green, al clima giusto per uscire da questo sistema considerato improduttivo, controproducente, non coerente con quelli che sono gli obblighi. Nel momento in cui l'ideologia verde entra nella finanza, quando cominciano a perdere i soldi, chi si occupa di soldi interviene. E questo vuol dire semplicemente buonsenso, perché poi quando si parla in un certo modo sembra quasi che si sia contro il verde, si sia a favore dell'inquinamento, tutt'altro, non è assolutamente vero. Un folle è a favore dell'inquinamento, a tutti noi piace l'aria pulita, a tutti noi piace respirare, c'è il verde, eccetera, eccetera. Scusate.
Ma visto che si parla di verde, l'erbavoglio non cresce nemmeno nel giardino del re, non è possibile subire la follia ideologica di queste persone che rischiano di ridurci alla fame. E questo è davvero, anche perché poi questo è importante perché segue, ne avevamo parlato proprio 2 settimane fa, sempre con Giuseppe Liturri, curiosamente non ne parla nessuno nei giornali italiani, la causa vinta contro l'American Airlines, perché l'American Airlines aveva convogliato i risparmi dei propri dipendenti, i contributi a fini pensionistici, no, li aveva convogliati, il piano si chiama 401k, al BlackRock, al colosso del risparmio, solo che il BlackRock ha il vizietto di perseguire gli obiettivi ESG, ambiente, sociale e governance. Hanno fatto causa, mi sembra, 100.000 addirittura dipendenti, e la somma in gioco era pari a 26 miliardi di dollari e l'hanno vinta. Un giudice del Texas gliel'ha data vinta a quello che ha fatto causa, che poi insieme a tutti gli altri, anche se non mi sembrava fosse una causa collettiva. Comunque so che in America, negli Stati Uniti, una sentenza fa giurisprudenza, cosa che non è in Italia, quindi davvero anche questo nel giro, diciamo, il mese di gennaio del 2025, le ultime 2 settimane del 2025, se mettiamo questi 2 fatti, mettiamo l'insediamento di Trump, davvero possiamo pensare che stiamo assistendo a un'inversione di rotta. Verso il buon senso però, chiaramente, perché se dobbiamo andare in direzione opposta, asimmetrica, tanto vale allora no. E questo è questa è Sorella Tosse, alla quale do il benvenuto. Hai ancora qualcosa da dire? Ah, che brava. Andiamo avanti con quello che vi aspetta invece nel che giorno. Ah, dimenticavo le telefonate. I telefoni sono spalancati, non sono aperti, sono spalancati. 0292 94 7222, ripeto 0292 94 7222. E poi abbiamo anche il servizio WhatsApp 340 6709 659. Ripeto anche questo, 340 6709 659. Allora, cosa vi aspetta per i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni? Allora, la musica, beh, ci sono anche i rilevamenti demoscopici, sondaggetti, e la musica per voi. La musica per voi, e ieri andava benissimo, oggi c'è un po', ci sono c'è un gruppo pop giapponese, le Yumi Yoshimura, poi ci sono i Jefferson Airplane, un gruppo storico, questo va bene, musica, credo, non so se la, non so se sono già dei fricchettoni, come li chiamavamo da giovani. E poi Steve Marriott. Questo è quello che offre il panorama dei genetriaci odierno. Quindi quando va bene mi dite bravo, quando va male fatemelo sapere lo stesso. Come ho lessi tanti anni fa in una trattoria, se vi è piaciuto quello che avete mangiato ditelo agli amici, se non vi è piaciuto ditelo a noi. Furbi. Dunque, intanto i genetriaci li, li proclamiamo? No, li proclamiamo quando riprendiamo. Adesso andiamo a vedere se ci sono, sì, ci sono dei messaggi. I nostri 8 euro parlamentari, sempre in Italia, tanto mi pare che a Bruxelles non abbiano molto spazio, vedi i fatti concreti della nomina Belloni. E Rinaldi, che non ospitiamo più in radio, lo aveva capito. Vorrei ancora Rinaldi a Radio Libertà. Questo è un desiderio espresso da Maurizio. Non dipende da me, noi giriamo relata refero. Stanate Mattarella e suoi seguaci giudici l'ANM che senza paura di ricatto e Ursula nomina la Belloni in faccia al governo come Di Maio. Meloni è la più potente
in Europa, come detto, da allora vada all'attacco e facciamo un gruppo che studi come portarli in tribunale. Meno chiacchiere, sempre Maurizio, che ha energia da vendere. Vorrei proprio sapere cosa ha insegnato alla scuola di partito Lega Milano. Maurizio, a me lo chiedi, io relata refero perché senza filtri né censure, come vedete. Sparò al ladro in camera, il maresciallo in pensione, Domenico Scarcella non andrà a processo. Questa è una notizia che ci gira a Cesare. Poi la leggiamo ancora meglio. Una buona notizia, anche se c'è una brutta notizia, cioè che questo maresciallo che spara un ladro in casa sua rischiava il carcere. Intervallo. Di nuovo in simultanea con noi dopo l'Inter, no l'intervallo, l'Inter Monaco, la grande partita della Champions. Lorenzo fa finta di niente,
non sa cosa sia il calcio, per lui esiste solo il calcio fiorentino, la pallavolo. Stavo parlando di Inter Monaco. Vi dicevo prima a Simone, se dal 73 che seguo il calcio, e i primi 20 minuti è stata la più bella Inter che abbia mai visto, davvero. Anche troppo bella per essere vera, poi hai il Monaco davanti, non hai il Real Madrid, però il Monaco ha fatto 13 punti. Si tratta Mkhitaryan, allora, credo sappia 6-7 lingue o 5 sicure, è considerato un intellettuale. Le sue interviste, ci sono tanti politici che non sono, che hanno anche ruoli, che hanno avuto incarichi, che francamente ci sono giornalisti che non hanno le capacità, la cultura, la conoscenza, la cervice, il cervello nei ragionamenti che fa Mkhitaryan, e si vede anche in calcio, come in campo, come si muove. Quando l'ho sentito dire, quando siamo ingiocabili, ho detto, ma questi ci credono. Infatti ieri ho pensato, ecco qua, addio campionato, addio scudetto, perché questi ci credono sul serio. Però adesso, sì, a parte che non si dicono, può essere anche comunque un atto, come dire, un po' di forza, no? Una forza per incutere magari, però voglio dire, parlo per scaramanzia, perché noi tifosi siamo scaramantici per definizione. Ma se tu trovi il Real Madrid, soprattutto se lo trovi in finale, e a 5 minuti dalla fine sei 3-0, finisce 3-3 e poi perdi i rigori. Il Real Madrid non lo batte nessuno, è una squadra pazzesca. C'è il Liverpool che è forti, ma vedi, posso illudermi che con Liverpool faccio due gare, la partita fantastica, che non mi se con Real Madrid l'Inter fa la partita fantastica, tutto eccetera, Real Madrid, pam, ti stende. Bravo Ancelotti, perché si parlava di calcio, si parla anche di calcio qui, ogni tanto dobbiamo disintossicarci, e Ancelotti è molto apprezzato da Lorenzo perché ha la capacità, diceva Lorenzo, che mette a suo agio i grandi campioni, è proprio un dono, ma soprattutto li mette a suo agio, ma poi in campo corrono e corrono corrono come se fossero giocatori normali, non come se fossero fuori classe. Eh. Vabbè, intanto ci divertiremo, dai. E invece divertiamoci con che giorno è. Dicevamo, che giorno è? È il 9° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì esoibe, 30 di gennaio, anno domini 2025, che dir si voglia. Poi pensate, nel 1595 viene rappresentato per la prima volta Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Nessuno mi tocchi Romeo e Giulietta. Non serve altro. E poi il Romeo e Giulietta del vecchio Guglielmo Scuotilancia, perché Vincent pretende che sia calabrese, io sapevo che era siciliano, sarebbe un commerciante che faceva tante cose. Vabbè, c'è molto mistero, lui è nato a Ponton Avon, ma c'è effettivamente molto mistero, addirittura c'erano delle ipotesi che fossero più di uno William Shakespeare. Poi sapete com'è, chi se ne importa. Caravaggio, cioè, fa parte chiaramente, la ricostruzione dell'autore fa parte dello studio necessario anche della sua opera, però poi bisogna anche saper separare le cose. Caravaggio era un pederasta, violento, assassino, che ha ucciso anche un suo amico dopo una lite, dopo aver giocato a dadi, ma è stato un dono del cielo. I suoi quadri sono un dono del cielo, e quindi diciamo sono relativamente curioso. Poi si chiama filologia. Ho fatto anche un po' all'università, nella mia fugace apparizione, sapere per esempio che Shakespeare sono in due,
capire chi sono ti fa capire perché c'è quel determinato tipo di riferimento storico, geografico, e quindi hai una comprensione più completa. Vi stavo dicendo una cosa che è sbagliata, cioè quella che non importa l'autore. Stavo dicendo che però va maneggiato con cura questa ricostruzione. Perché altrimenti poi magari c'è qualcuno che mi dice no, Caravaggio non mi piace perché era un pederasta. Olaf Palme, fece molto scalpore. Il suo omicidio era il premier, il primo ministro svedese, e il suo omicidio è ancora tuttora avvolto nel mistero. Non si è mai capito cosa sia accaduto. Un attore per me gigantesco, Gene Hackman, che ha vinto 2 Oscar, 5 nomination, parti memorabili, Pupai, cioè il braccio violento della legge. E allora, no, non sono malanni di stagione, sono solo fastidi. Poi insomma ci sono Gli Spietati di Clint Eastwood, poi mi ricordo un film sul razzismo che era molto bello, insomma un gigante, forse un pochino dimenticato, forse un pochino. Oggi compie compie 95 anni, però bella età. Giù Bosisio, la Pina Fantozzi, attrice milanese, Luigia Bosisio. Non mi ricordo se era lei o la Vukotis, Ti stimo. Agghiacciate, ti stimo. Ugo, ti stimo. Raccontava Paolo Villaggio che lei volutamente abbandonò questa parte dopo i primi 2 o i primi 3 perché non voleva restare prigioniera del personaggio di Pina Fantozzi. Milena Vukotic invece è stata, come dire, meno imprigionata nel proprio ruolo. Difatti ho letto che anche Milena Vukotic sta rappresentando non so se a Roma, credo, comunque è impegnata in una tour teatrale, insomma, e ha la sua età. La signora Vukotic è una grande attrice, grandissima, e non è rimasta prigioniera del ruolo della Pina Fantozzi. Vanessa Redgrave, che io lo chiamo la vecchia trombone, perché sembra che sia solo lei che sa recitare. 6 nomination, un Oscar. Non ho mai visto un film un po' come Julianne Moore. Non so per quale motivo si vuol far passare il messaggio che siano grandi attrici, ma non lo sono. So quello che dico. Cioè, io me la ricordo soprattutto però non era lei che connotava il film, in Blow Up di Antonioni, film meraviglioso, grandissimo film. Ma che lei o un'altra non sarebbe cambiato nulla. Un grande celeberrimo, pensate che all'epoca ogni giorno il telegiornale parlava della sfida, eravamo ancora in guerra. Diciamo che con Nixon si comincia a uscire la strategia del ping pong, si comincia a uscire dalla guerra fredda, cominciano anche alcuni scambi con i sovietici, e c'era questa sfida tra Boris Spassky e Fischer a scacchi, e i telegiornali la davano come notizia, quindi gli scacchi sono uno sport, sono una pratica meravigliosa, fantastica, mi piacerebbe saperci giocare. Ha detto Spassky: io e Fischer, un gigante, una figura tragica, eravamo solo scacchisti. Che leggevo il gioco degli scacchi impegna talmente, coinvolge talmente l'attenzione mentale di chi gioca, che sono verificati casi assurdi. Un grande campione di scacchi
è stato fermato anni fa, non so dirvi chi e non so dirvi dove. La fonte era un giornale serio, attendibile, parlava di questo grande campione di scacchi, lo nominava anche, che era stato fermato per strada mentre aveva chiamato un taxi completamente nudo. Era completamente nudo, era uscito di casa senza vestirsi e spiegava che questo non era chiaramente esibizionismo. Quando il giocatore di scacchi si immerge completamente in questo sistema di mosse, contromosse, previsioni, mentalmente non ha più, diciamo, cognizione della realtà materiale, fisica che lo circonda. Della serie: "Gli scacchisti mi fanno paura", anche perché li ammiro tantissimo. Sergio Cofferati, il cinese, per il taglio degli occhi, segretario della CGIL, appassionato di Tex, di Cremona è lui, e adesso vive a Genova dove si è secondo matrimonio. È stato forse l'ultimo grande sindacalista, usava la strategia di trattare prima per il pubblico impiego. Una volta ottenuto per il pubblico impiego, ehm, venivano anche a seguire, venivano anche gli altri lavoratori. Infatti, nel 2003 credo, no, si dice non erano 3 milioni, comunque li portò 3 milioni in piazza Roma. È una cifra assolutamente assurda e non, però quello che c'è adesso Landini ne ha portati 500.000 in 50 piazze, qualcosa del genere. Insomma, poi non voglio neanche, sarebbe per quanto sia da disapprovare comunque il lavoro del sindacalista dei sindacalisti italiani nel secondo dopoguerra, che hanno solo guardato un partito, solo il Partito Comunista, eccetera, non hanno fatto i sindacati veri, cioè quelli che trattano per i diritti dei lavoratori, hanno tradito i lavoratori. Però, e questo è un dato di fatto, però poi ci sono le qualità, il valore delle persone che, anche se stanno dall'altra parte, è meglio riconoscerlo piuttosto che no, altrimenti commetti degli errori di valutazione che ti possono portare a commettere a tua volta degli errori. Sergio Cofferati è ancora vivo, è un politico di grande spessore. Landini mi dispiace, no. Tra l'altro Landini ha fatto una cosa Landini che non farebbe mai, ne ha parlato oggi sul Tempo, proprio il nostro ospite di Oltre la Pagina, tra 20 minuti, sul Tempo, Pietro De Leo. Si è accodato alla lotta dell'ANM. Cofferati una cosa del genere non l'aveva mai fatta, ovviamente. Mi permetto di poterlo dire tranquillamente, insomma. Marino Bartoletti, che è stato direttore del Guerin Sportivo, della Domenica Sportiva, romagnolo. Lorenzo, senti questa frase di Marino Bartoletti che ti riguarda: lasciando perdere le passioni, se la Juventus sta bene, il calcio italiano sta bene. E allora adesso sta male il calcio italiano. Aspettate di averlo ucciso prima di vendere la pelle dell'osso. Io aspetto, non butterei via Thiago Motta. Io mi aspetto ancora. Io speravo venisse all'Inter e quindi non è che posso tradire i miei pensieri, perché lo consideravo veramente, lo considero un grandissimo allenatore. Vedremo come va a finire. Antonio Caprarica, salentino, giornalista Rai. Gusev De Queen era inviato dal Regno Unito. Ha detto lui: il mare del nord è un oceano di alcol. Mamma mia. Poi Susanna Messaggio, una volta le chiamavano le vallette, era la valletta preferita di Mai Buongiorno. C'era questo quiz bis, mi sembra fosse. Mio padre mezzogiorno lo guardava sempre. E poi comunque è sempre rimasta molto bella, compie 62 anni, è ancora una bellissima donna. Un grandissimo attore, formidabile direi, un film perde non so 50 kg. C'è una battuta nel film: se dimagrisci ancora non ti si vede.
non mi ricordo più quale sia questo film. Non è il film che gli ha dato l'Oscar, è il film che gli ha dato la nomination, ne ha avuti 4 e poi un Oscar. Ha interpretato anche Batman. E poi, e qui restiamo davvero nella nobile arte della recitazione, perché Olivia Colman è una 3 nomination, un Oscar, è un'attrice. È fantastico, perché è meraviglioso l'esempio che dà secondo me a Olivia Colman. Olivia Colman è una donna normale, no? Ha lineamenti comuni, non si può dire brutta, ma non è certo una bella donna, non è fascinosa. E quando recita però ti fa credere quello che vuole lei, secondo me. Anche in The Feather, lei fa la parte del padre che ha Alzheimer, e lei con Anthony Hopkins che l'ha vinto. È un film pauroso, ne parliamo ogni tanto con Vincent, lui è spesso un appassionato, lui è l'esperto visto che è anche attore, ed è impressionante vedere quel film, ed è impressionante vedere anche lei che regge il confronto con Anthony Hopkins. E allora, poi abbiamo Yumi Yoshimura, che è cantante giapponese, e poi abbiamo Mary Bellin dei Jefferson Airplane, e Steve Marriott, Small Faces, che sono anche parte della nostra proposta musicale. Ma allora, questa notizia che ci gira Cesare, quella che stavo leggendo prima, la voglio leggere. Sparò al ladro in camera e il maresciallo in pensione Domenico Scarcella non andrà a processo. L'86enne era accusato di tentato omicidio. Per il giudice la legittima difesa aveva una Smith Wesson sotto il cuscino, ma il vivente fu raggiunto al collo. Una pistola sotto il cuscino un maresciallo non la tiene mai, secondo me. Rivendicando questo innegabile risultato politico ottenuto grazie alla riforma del 2019 sulla legittima difesa fatta approvare dalla Lega Salvini Premier, festeggiamo l'archiviazione del procedimento giudiziario contro l'anziano finanziere. Si era difeso da un'altra rapina di ladri invasori, scrive Cesare, che ricorda giustamente anche la riforma della legittima difesa. Speriamo magari anche prima di 6 anni di parlare degli effetti positivi del DDL sicurezza. Adesso una scelta, proviamo a mettere, no, noi Jefferson Airplane. Sì, dai, proviamo a mettere i Jefferson Airplane.
Davvero notevole, davvero notevole. Devo dire che questa scelta di lanciare i brani musicali legati ai genetriaci del giorno, appunto, mi permette di conoscere spazi anche new, sconosciuti. I Jefferson Airplane li conoscevo solo di fama, questo brano davvero, ce n'è un altro anche che ho messo in scaletta potente. Commercio estero extra Europa, dicembre 2024, per l'interscambio commerciale con i paesi extra UE, una lieve riduzione congiunturale per le importazioni, meno 0,3, mentre le esportazioni risultano stazionarie. Togliamo la condivisione, sto leggendo dati Istat. E poi ancora dati Istat, come se piovesse. Fiducia dei consumatori e delle imprese, gennaio 2025, aumenta sia il clima di fiducia dei consumatori, l'indice passa da 96,3 a 98,2, sia l'indice composito del clima di fiducia delle imprese, da 95,3 a 95,7. Togliamo la condivisione e andiamo adesso a due sondaggiati, rilevamenti demoscopici. Questo è Wimpole, realizzato da Wimpole, committente scenari politici. Abbiamo i partiti, dunque abbiamo Fratelli d'Italia 28,5, PD 24,7, 5 Stelle 10,8, Lega 8,5, Forza Italia 7,6, Verdi Sinistra 7,1, poi Calenda 2,8, no, Renzi 2,8, 2,6, Calenda. Dopo la tregua di Gaza, crede che si potrà raggiungere un cessate il fuoco anche in Ucraina? Allora, per il sì sono il 74, sicuramente sì, 16, 58 probabilmente. Il no invece 26, sono più sfiduciosi, hanno meno fiducia, dai. Probabilmente no 21, sicuramente no 5. Lei crede che Elon Musk sia complessivamente come figura molto positiva al 15, abbastanza positiva al 24, quindi abbiamo il 39% apprezzano Elon Musk, mentre il 61% no, poco positiva, per nulla positiva. Chiudiamo, usciamo dalla Condi e poi Euromedia Research, Rai porta a porta il caso Santanchè e il centro-sinistra. E anche i partiti. Dunque, per i partiti siamo Fratelli d'Italia 30,6, PD 24,2, 5 Stelle 10,2, Forza Italia 9,2, Lega 8,9, Alleanza Verdi Sinistra 5,6, Renzi 3, Calenda 2,7. Il centro-sinistra, si parla di campo largo, allora dovrebbe unirsi in un campo largo, PD, Alleanza Verdi Sinistra 5 Stelle, 20,6 lo dice, ne parlavamo col professor Natale l'altro giorno. Unirsi in un campo larghissimo, PD, Alleanza Verdi Sinistra 5 Stelle, Renzi, Calenda, Europa 21,9. Marciare divisi con uno schema che preveda un cartello elettorale con candidati comuni nei collegi uninominali, il 25,2. Il 32 invece non sa. PD e 5 Stelle, a suo avviso, hanno sulle politiche da attuare la visione di paese più punti in comune che divisioni, 25,9, ma ahimè 54,8 ahimè per loro. 54,8 ritiene che PD e 5 Stelle abbiano più divisioni che punti in comune, non sa il 19,3. Lei pensa che il ministro del turismo Daniele Santanchè si debba dimettere? Lo pensa sì, 68,3%, no invece il 15%, non sa il 16,7%. Giorgia Meloni ha incontrato Bin Salman, il primo ministro dell'Arabia Saudita. Sono stati trattati vari temi, Ucraina, Libano, transizione energetica, sono stati firmati accordi per 10 miliardi di dollari. Dunque, lei giudica questo incontro e questi accordi positivamente, li condivido, li appoggio 43,2%, negativamente 30,1%,
non risponde 26,7%. Terzo mandato per i presidenti delle regioni, favorevoli 28,9%, contrari 50,4%, non sa 20,7%. Lei condivide la politica di Donald Trump sull'immigrazione? Sì, la condivido, 41%, no 44%, non sa, non risponde il 15%. Sono le 13:30, perfettamente per la pausa, e poi tra poco Pietro De Leo. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina Radio Libertà, e parliamo di questo avviso di garanzia che sta occupando le pagine delle cronache politiche, anche se, permettetemi un'osservazione semiseria, curiosamente ieri, non mi ricordo neanche più come si chiami, l'eliminazione, cos'è quella specie di rapper, non lo so, sono vecchio, sta facendo almeno sul online,
occupava più spazio dell'esposto a Giorgia Meloni. A noi interessa di più l'esposto a Giorgia Meloni, anche perché l'ospite che abbiamo adesso in linea aveva già lunedì, l'aveva praticamente, leggendo il suo articolo si capiva che sarebbe accaduto qualcosa del genere, e poi aveva già disegnato il quadro che si è realizzato il 16 in un articolo sempre sul Tempo, il 16 su... Allora, lunedì era su Libero l'articolo di cui parliamo, e invece il 16 dicembre era sul Tempo, e lì c'era un po' la mappa di quello che sarebbe stato il comportamento dell'ANM, quindi particolarmente profetico. Pietro De Leo, che saluto e che ringrazio naturalmente per la sua disponibilità. Grazie, bentrovati. Ecco, allora, ci sono, diceva Franklin Delano Roosevelt che in politica le coincidenze non esistono, ma in Italia non si può dire che quello che sta accadendo sia collegato al voto del 16 gennaio sulla separazione delle carriere. Non si può pensare che l'avvocato che ha sporto denuncia è stato sottosegretario per Romano Prodi, quindi non si può pensare che dietro ci sia anche, insomma, è tutto che esce da ogni criterio di causa-effetto ed è solo figlio delle scelte del governo o della giustizia. Insomma, è un po' diverso il quadro, mi sembra. Ma sai, io non amo i complotti, le teorie del complotto, le teorie delle macchinazioni, però in questo caso, se qualcuno pensa male, è autorizzato a farlo. Perché? Per quale motivo? Perché noi abbiamo un attivismo contro la riforma della separazione delle carriere da parte dell'ANM, che è un attivismo totalmente sovrapponibile rispetto a quello che ha un partito politico di opposizione, cioè assemblee, prese di posizioni pubbliche, minacce di mobilitazione, di scioperi. E se noi vediamo anche quello che è successo negli ultimi giorni, quando l'ANM fa il comunicato dicendo Nordio avrebbe potuto intervenire per tenere in carcere Al-Masri e non l'ha fatto, perché questa è una polemica. Perché l'ha fatto l'ANM e non la Corte d'Appello di Roma, che è quella che poi ha disposto la scarcerazione? Perché l'ANM l'ha fatto poi subito dopo il sabato in cui i magistrati hanno abbandonato platealmente l'inaugurazione dell'anno giudiziario? Tutta questa vicenda resta difficile leggerla slegata rispetto alla mobilitazione che l'ANM sta facendo contro la separazione delle carriere. Anche la stessa trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri, adesso c'è la disputa se si tratti di un avviso di garanzia o meno. Allora, prendiamo per buono che sia una trasmissione di atti, ma secondo voi, tutti gli atti, tutti gli esposti si tramutano in una trasmissione di atti? Questo esposto, peraltro, quello di Rotti, è stato fatto sulla base di articoli di giornale. Quindi ci sono degli elementi che fanno pensare come tutta questa vicenda rientri nell'offensiva di una parte della magistratura contro la separazione delle carriere. Secondo me c'è poco da fantasticare e poco da congetturare. Questo si inserisce appunto in questo ingranaggio. E volevo chiederti allora anche, ho fatto cenno nella presentazione, questa figura di Luigi Ligotti. Lasciamo perdere che abbia difeso Giovanni Brusca, uno che ha sciolto un bambino nell'acido, perché per carità gli avvocati sono necessari, eccetera, eccetera, però posso dirti una cosa, l'ho visto l'altro giorno in televisione, ha fatto finta, secondo me, questo lo dico io, no? Si è inalberato perché non potevo accettare che questo governo ci prendesse in giro, ha detto. Ma se hai così tanta etica, quando hai scelto di difendere uno che ha sciolto un bambino nell'acido, dov'era questa etica? Perché potevi fare obiezione di coscienza.
Io mi ricordo ci sono stati dei casi dalle mie parti, avvocatesse che hanno scelto di non difendere per esempio uno stupratore, o c'era il caso di uno stupratore, di un assassino. Quindi per favore, ormai a una certa età detesto vedermi prendere in giro, soprattutto da un personaggio che mi sembra quantomeno controverso. Ma scusa, ho fatto un pistolotto, però non ti sembra, Pietro, che ci sia proprio una manovra tenaglia? Perché al centro del mirino c'è la magistratura, l'ANM per tutto quello che ha fatto, ma questo Li Gotti, sottosegretario di Prodi, e guarda caso qualche settimana fa avevo letto anche articoli sul tuo giornale, ci sono stati sul Tempo, c'è stato un battibecco, no? Un botta e risposta a distanza tra Prodi e Giorgia Meloni. E guarda caso lo scriveva Giampaolo Pansa, non lo scriveva un giornalista di destra, scriveva che Romano Prodi, tra le sue caratteristiche, era di essere terribilmente suscettibile e vendicativo. Mm, Mi sto domandando, insomma, se ci sia anche una traccia, una pista politica dietro la manovra dell'ANM. Quasi, insomma, ripeto, due gambe che corrono insieme. Ma guarda, io quanto in questo momento sia vivo il collegamento tra Li Gotti e Prodi non lo so, non lo posso sapere, quindi non accampo ipotesi. Certo è che noi troviamo in linea di principio delle azioni giudiziarie che cercano di fare opposizione, perché oggi hai l'opposizione politica che non esiste. La sinistra in Italia non esiste come proposta alternativa, litigano su tutto. Adesso c'è il grande nodo attorno alla proposta Franceschini su come presentarsi alle elezioni. Poi non hanno una proposta unitaria sul lavoro, sulla politica estera, su niente, però cercano solo alchimie. E dall'altra parte hai le azioni giudiziarie che cercano di martellare il governo, però e poi un'indicazione ulteriore arriva anche dal fatto che la CGIL peraltro si è subito schierata con la mobilitazione dell'ANM. Quindi ci sono degli ambienti, una parte della magistratura e una parte del sindacato che sicuramente cercano di fare supplenza al ruolo dell'opposizione politica. Però io anche credo un'altra cosa, cioè che ormai gli italiani hanno capito il gioco. Questo purtroppo va reso merito e memoria alla sofferenza di Silvio Berlusconi, che tanto ha dovuto soffrire purtroppo per questo. Lui ha sofferto 30 anni e a quel tempo non tutti gli italiani capivano, perché a quel tempo c'era ancora la grande corazza morale della magistratura. Oggi il giochino si è rotto, si è ben compreso quali sono i meccanismi di corrente del CSM, dell'ANM, di tutta questa roba qua. E quindi oggi l'italiano è più vaccinato e meglio sa cosa si cela dietro questa iniziativa orologeria. Ma c'è voluto un leader come Berlusconi che ha avuto la vita rovinata da questa roba, 30 anni di continua persecuzione. Io credo ci abbia anche rimesso in salute, oltre che a un percorso politico completamente funestato, a una figura anche personale dilaniata da questo aggancio tra stampa e tra magistratura e una parte della stampa. Oggi però gli italiani sanno bene quello che si cela dietro. E quindi io credo che alla fine, per una sorta di boomerang, il governo avrà più consenso. Tra le parti, diciamo, le parti politiche o meno in gioco, oggi prendo proprio un tuo articolo del Tempo, vediamo che si è schierato anche Landini. Io ho una rubrica che si intitola I genetriaci, oggi è il compleanno di Sergio Cofferati. E proprio facendo riferimento al tuo articolo, mi sono permesso di dire che per quanto noi non siamo favorevoli al sindacato per la piega che ha preso nel corso degli anni, completamente schierato a sinistra invece che pensare ai diritti dei lavoratori e contrattare veramente come dovrebbe fare un sindacato, mi sono permesso di dire che valutando comunque lo spessore politico di una persona, in questo caso di un segretario CGIL, francamente Sergio Cofferati
una cosa come questa, quella cioè di accodarsi all'ANM, non si sarebbe mai sognato di farla. Ma questo non lo so, perché comunque anche ai tempi del governo Berlusconi, quando Cofferati era segretario della CGIL, lui aveva una forte carica antigovernativa. Certo è, però, quello era un sindacato meno incline a sposare battaglie puramente ideologiche, a differenza della CGIL di oggi, perché la CGIL di oggi si butta su tutto quello che è contro il governo, contro il centrodestra, quindi la questione della politica estera, l'invenzione dell'antifascismo in assenza di fascismo, la questione LGBT, ora anche la riforma della giustizia, poi l'autonomia, il premierato. Oggi ho scritto sul Tempo un pezzo che faceva riferimento al documento approvato nell'assemblea della CGIL, dove loro, che mi pare ci sia stata l'altro ieri, dove loro mettono insieme separazione delle carriere, premierato e architettura autonomia, per disegnare un'offensiva del centrodestra per disarticolare lo Stato, una roba veramente da romanzo. Però ormai questa è una CGIL molto ideologica, e invece di pensare alla crisi della rappresentanza, a quella che sarà la nuova forma di organizzazione del lavoro che arriva attraverso la tecnologia, l'intelligenza artificiale, ai nuovi bisogni, loro pensano a imbracciare di volta in volta bandiere ideologiche per sventolarle contro il governo. Poi non ci domandiamo il perché il sindacato cala negli iscritti, perché c'è più sfiducia anche in questa forma di rappresentanza. Purtroppo più che fare rappresentanza dei lavoratori pensano a fare politica, e questi poi sono i risultati. E cosa ne pensi, visto che ne hai parlato lunedì, prima che scoppiasse il bubbone, il caso Al-Masri, perché Giorgia Meloni, insomma, fa capire, guarda caso, appena entrato in Italia, la Corte Penale Internazionale rilascia il mandato di cattura internazionale, cioè ha scaricato la patata bollente, se si può ancora dire patata bollente, visto che sul giornale, su uno dei due giornali dove scrivi, il direttore a suo tempo è stato condannato per questo titolo, ma qui parlo della situazione. Hanno scaricato la patata bollente all'Italia, che si è trovata in una situazione abbastanza spinosa, no? Perché ci sono anche il giudice Tarfusser, ne ha parlato qui ieri a Radio Libertà con Giulio Cainarch, ne ha parlato anche, ho visto su gente.it, parla della ragion di Stato, e che quindi quello che stanno facendo parole di Tarfusser, non mie, un magistrato, quello che stanno facendo i magistrati è indicibile, che questo procedimenti nei confronti del governo sono assolutamente inaccettabili secondo Tarfusser, quindi che difende il governo. Secondo te questo comandante libico è entrato in un meccanismo, in un trappolone per dar fastidio a questo governo, oppure ci sono sono le circostanze che hanno portato a questa situazione comunque molto complessa? Ma allora, questo generale libico stava in Europa da 12 giorni, e solo nelle ultime ore prima che arrivasse in Italia è scattato il bollino rosso, si chiama, leggevo sui giornali, che sarebbe prima era bollino blu, nel senso era una figura attenzionata e che va monitorata negli spostamenti. Poi è scattato proprio un po' quando era in partenza per l'Italia, si è riunita la giunta della Corte Penale Internazionale, ha decretato la richiesta di arresto. Quindi, se veramente aveva e come ha questo curriculum criminale terribile, si parla veramente di torture ai danni degli immigrati che arrivano in Libia, risulta un po' deficitario senz'altro questo ritardo nell'emanazione della richiesta di arresto. Poi anche lì è chiaro, la Corte Penale ha detto Giorgia Meloni che ci saranno verranno chieste delle spiegazioni alla Corte Penale Internazionale, e altre ne verranno date.
ed è giusto che ci sia questo scambio. Poi bisognerà aspettare senz'altro quello che dirà il governo quando riferirà in Parlamento. A questo punto diventa però dinanzi al Paese un passaggio ineludibile, perché bisogna che il governo rassicuri il Paese su quello che è successo, dia una versione dei fatti. È stato veramente un cortocircuito giuridico, come avevano detto all'inizio? C'è stato un interesse nazionale, cosa che non sarebbe la prima volta, né sarebbe l'ultima, né sarebbe un unicum italiano. Ecco, è necessario fare una grande operazione di chiarimento davanti al Paese, anche perché sono giorni che si parla di questo, è giusto che i cittadini sappiano ed è anche giusto che i nostri partner internazionali sappiano quello che è successo. Pietro, ti chiedo un'altra cosa. Allora, Lovoi è Francesco Lovoi, il procuratore che ha, diciamo, inviato, no, questo avviso o atto dovuto. Sì. Ed è lo stesso che era coinvolto nel primo processo Silvio. Scusate, forse non è casuale questo lapsus, Silvio Salvini. E stavo pensando, perché mi ricordo che ci sono delle specifiche tecniche, degli arzigogoli tecnici, però perché adesso oltre a Nordio viene diciamo accusata anche Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, mentre all'epoca ci si occupò solo di Salvini, di Matteo Salvini, e non si toccò minimamente Giuseppe Conte. Tecnicamente so che ci sono dei particolari da Azzeccagarbugli, per cui se glielo chiedi a quelli del Fatto te lo spiegano perché così, così, così. Però entrando nel merito, il coinvolgimento di Giorgia Meloni, io come cittadino che non ha studiato legge, per carità, non ha studiato diritto, però come cittadino mi domando, ma scusa un attimo, se avesse sbagliato un ministro, la Presidente del Consiglio o il Presidente del Consiglio in quanto capo, che non è capo, è un primus inter pares, tra l'altro, no? Perché mi sembrerebbe strano che un Presidente del Consiglio non può cacciare un ministro, però se un ministro sbaglia viene accusato anche il Presidente del Consiglio. Quindi voglio dire, comunque, che o si accusa sempre per le colpe di un ministro Presidente del Consiglio, quindi a sua volta Giuseppe Conte avrebbe dovuto rientrare tra gli accusati, oppure c'è qualcosa che non mi torna. Cosa ne pensi? Infatti questa è la grande domanda che c'era nel processo Open Arms, cioè perché è stato messo sotto accusa solo Salvini? Questa è una domanda tuttora irrisolta e viene confermata anche dal fatto che oggi su questa vicenda di Al Masry è stata coinvolta sia Giorgia Meloni che poi anche Mantovano come sottosegretario alla presidenza con delega ai servizi e lo stesso Piantedosi, mentre Salvini quella volta, nonostante è stato comprovato che la scelta su Open Arms fu condivisa, è stato coinvolto solo lui. Peraltro poi su Salvini c'è anche da dire un'altra roba, che quella decisione che lui prese su Open Arms fu una decisione anche processata all'interno dello stesso Ministero degli Interni, quindi anche lì quello è un nodo irrisolto, una domanda che è stata fatta più volte anche nei talk, parlando nel dibattito pubblico, ma è una domanda che è rimasta inevasa. Poi fortunatamente è stato assolto, perché veramente era un processo molto curioso e assurdo, è stato assolto, quindi quella domanda rimane appesa. Pietro, un ultimo spunto, so ne abbiamo parlato altre volte, tu hai sempre mostrato grande sensibilità, va bene, l'ANM, c'è la magistratura che una parte che si muove in un certo modo, ma Salvini è stato dato in pasto al processo dai politici. Ecco, questa volta anche nei numeri non dovrebbe accadere con il Tribunale dei Ministri. A parte che il Tribunale dei Ministri respinse in prima istanza, poi venne sottoposto il voto e l'Aula, senatori parlamentari, insomma, mandarono Salvini al capestro, che poi per fortuna capestro non è stato. Questa volta nei numeri diciamo che non dovrebbero esserci
all'orizzonte situazioni molto eclatanti. Sì, hai perfettamente ragione, questa volta non, ma secondo me è molto probabile che il Tribunale dei Ministri questa volta archivi e il grande danno che fecero quella volta soprattutto i 5 Stelle e poi anche il PD fu quello di aprire a un principio, cioè la sindacabilità giudiziaria delle scelte politiche. Peraltro ricordiamo che il Movimento 5 Stelle, quando si trattava di votare per un fatto analogo sulla nave Diciotti, votò contro la messa in stato di accusa di Salvini e infatti Salvini lì non ebbe il processo. La volta dopo, siccome era cambiato il governo e loro erano passati dall'alleanza con la Lega all'alleanza con il PD, votarono invece favorevolmente. Quindi questo ti fa proprio capire come sia stato, come innanzitutto una parte della politica non conosca più proprio confini del buonsenso e neanche riesca a proiettare nel futuro le possibili cattive conseguenze delle proprie azioni. E poi ti dimostra che è tutto proprio messo alla mercé dello scontro politico più becero, che ormai non conosce più un minimo di equilibrio, di buonsenso, di nulla. E purtroppo si è avuto un processo che, al di là del danno alla persona, perché non è, anche se è stato assolto in primo grado, comunque rimanere anni sulle corde in quel modo non è piacevole, anzi è molto dannoso, proprio a livello personale, a livello anche di stigma pubblico. E poi però c'è anche l'altro tema che riguarda una preoccupante una preoccupante mina messa sull'equilibrio tra poteri. Quindi quando si vuole capitalizzare con demagogia le azioni a tutti i costi e poi si rischiano conseguenze anche nel futuro, e temo che quello che è accaduto con Open Arms sia uno di quei casi. Allora, chiudiamo, abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio come sempre Pietro De Leo, che leggiamo tutti i giorni o sul Libero o sul Tempo o su entrambi, e a risentirci presto. Grazie a voi. Abbiamo 2 minuti, mi sembra ci sia una telefonata che stava attendendo. La parola chi ce l'ha? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Padania Libera. Buongiorno. Buongiorno, senta, io una spiegazione sulla differenza tra i due trattamenti ce l'avrei. Semplicemente chi ha fatto le denunce da cui sono partiti il processo Open Arms e chi ha fatto le denunce da cui è partito il procedimento contro la Meloni adesso ha fatto denunce diverse. Per il processo Open Arms era stato denunciato solamente Salvini, qui invece chi ha fatto la denuncia ha denunciato tutti quelli coinvolti. Ecco perché la differenza, secondo me. Grazie e buongiorno. Grazie. Non ho inteso il nome, comunque abbiamo capito. Mi sembra che su questo, per me, anche se si è dall'altra parte della barricata, io la penso in pieno come Pietro, perché mi considero parte di quella schiera di cittadini che sono stati presi per il sedere con Tangentopoli, Mani Pulite. Sei più giovane, ti stai appena occupando di politica, ci sono immagini della politica sicuramente molto brutte, costruite però, come nel caso di Camilla Cederna con Giovanni Leone, no? Completamente balle, però intanto filtra. Arriva lo sceriffo, no? Che mette a posto i fuorilegge, che sono i politici, e sul momento tu pensi che sia giusto. Poi passano gli anni, poi io ho avuto il mestiere, il piacere, la fortuna di fare il secondo mestiere più antico del mondo, quindi di occuparmi da vicino, di avere più contezza di materiale, resoconti, comparazioni anche temporali, assoluzioni soprattutto, e qui ci hanno preso per il sedere ad abbondanza. La magistratura ci ha preso peggio, perché è un'espressione che non, a parte che magari può essere anche volgare, l'espressione giusta è che la magistratura si è allargata in una maniera pericolosissima, perché è autoreferenziale e nessuno
può chiederle di rispondere dei propri atti. Questo è pericolosissimo, perché questi maneggiano altro che la pistola del maresciallo di prima, questi maneggiano la giustizia e possono rovinare chi vogliono loro. Allora, oggi è il compleanno di Phil Collins, lo potete dire in diretta o trasmettere la canzone Against All Odds? Allora, chi è Antonio? I Genesis non mi piacciono. Phil Collins mi è sempre stato antipatico, Antonio, ma facciamo così: siccome i desideri degli ascoltatori sono ordini, allora lo facciamo subito, guarda, quasi quasi ti accontento subito, perché giustamente segui lo spirito dell'Antonio, segui lo spirito della trasmissione, e io non devo mettere quello che piace a me, devo mettere quello che piace. Avevo antipatia un po' per i Genesis, Antonio, perdonami. Io ai Joy Division, Ian Curtis, sai com'ero dall'altra parte della barricata musicalmente parlando. Comunque questa me la ricordo, Against All Odds è una bella canzone, e lasciamo perdere la mia pronuncia. Al Masri, Pappalardo, settori magistratura colpiscono chi non condivide pensiero politico. Queste sono le parole del presidente nazionale dei Gilet Arancioni. E poi sono già le 14.01, devo chiudere. Facciamo così, leggo dopo quello che c'è da leggere. Pausa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre recare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema.
Eccoci di nuovo in diretta con Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 14:05. Tra poco qui in Parlamento con Paolo Formentini vi diamo un contributo, grazie ai nostri tecnici, vi diamo un contributo da Montecitorio. I vostri interventi via WhatsApp. Sono ancora aperte le linee 0292 94 7222 e poi il servizio WhatsApp 340 69 no 67, chiedo scusa, 340, ripeto, 6709 659. Allora abbiamo Carlina che mi manda In the Air Tonight, un altro brano sempre di Phil Collins, che tra l'altro ha qualche problema di salute, e quindi Carlina e Antonio, quindi vedete che stavo commettendo un errore. Tra l'altro, non avendo simpatia, me ne dispiace, non l'avevo inserito nei genetriaci, cioè proprio non era in elenco, perché se l'avessi messo in elenco sicuramente avrei mandato in onda dei brani. Per fortuna siete intervenuti voi e avete corretto una mia inadempienza. Poi c'è una spiaggia in Sardegna popolata da gatti. E sempre Cesare, c'era la bella notizia del maresciallo che non andrà in carcere per essersi difeso dai farabutti che sono entrati in casa, invitando tutti a scoprire la meravigliosa storia della spiaggia dei gatti di Suppallosu, nel piccolo comune di San Vero Milis, in provincia di Oristano. Buona giornata, buon fine settimana. I gattofili, io sono più che gattofilo, sono un gattolico, sull'esempio di Vittorio Feltri, consigliando a tutti di fare turismo in Italia, magari con un'estate in Sardegna. Cesare, la Sardegna, guarda lì, guarda. Poi lì sono intervenuti per fare le cose a forma di cuore, non credo sia un caso. Ma guarda quello a sinistra bianco e grigio, guardalo come si fa meraviglia. Io è meglio che non guardi i gatti, perché sennò rischio veramente di non lavorare più. Poi questo Maurizio, scoprite Mattarella, Palamara scritto per nulla per Mattarella, esatto. E poi Antonio, che avevo già letto, e poi penso che abbiamo un'età più o meno simile. Allora, visto che eri dall'altra parte della barricata, a quel tempo mi occupavo di politica e musica in un grande radio della mia città, Pesaro. Ritornando in paese, in Friuli, andavo alla ricerca dei gruppi più o meno emergenti che cominciavano a suonare. Ma ti ricordi dei Tampax? Ma stai scherzando? Ero in classe con i Tampax. Uno dei miei migliori amici era del Tampax. Pensateci. Chi è il Mandi? Non leggo il tuo nome, Vincenzo? Allora, 77 al liceo arriva il movimento punk in Friuli. Pensate, nel 77, nacquero tra 77 e 78. No, allora, Vincenzo, siamo dalla stessa parte della barricata, se ti sei occupato anche dei Tampax. Pensate, a quell'epoca un gruppo di ragazzi mi ricordo anche che si stamparono il disco, anche la copertina, c'era Davide Toffolo, non so, sicuramente per i Futuritmi, non so se l'ha fatto anche per loro, disegnava la copertina dei dischi, e si chiamavano Tampax. Mamma mia, il patriarcato oggi sarebbe... E un altro gruppo si chiamavano, tenetevi forte, chiamavano Hitler's SS. Figuratevi. Ah no, adesso no, perché l'antisemitismo ormai lo fanno quelli di sinistra, quindi non è più pericoloso come fino a qualche tempo fa. I Propal sono tutti antisemiti, hanno degli slogan, usano degli slogan orrendi, insultano Liliana Segre, quindi l'antisemitismo va bene, la Shoah non è mai esistita, la giornata della memoria, la memoria di quello che gli pare a loro. Vabbè, i Joy Division si ispiravano come nome proprio alle stanze nei campi di prigionia dedicati, dove le prigioniere venivano
stuprate dai soldati tedeschi, quindi le divisioni della gioia di Ian Curtis. Allora, adesso direi che possiamo adempiere ai nostri doveri, quindi mandiamo in onda qui Parlamento con Paolo Formentini e poi proseguiremo dopo un intervallo musicale con Segui la Lega prima che la Lega segua te. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario. Intervengo in un'aula che è stata raggiunta dalla notizia dell'avviso di garanzia alla nostra Premier Meloni, al Ministro Nordio, Piantedosi, al Sottosegretario Mantovano. Mi sia consentito esprimere la piena, totale solidarietà della Lega Salvini Premier per qualcosa che è gravissimo. Lo diceva prima l'onorevole Orsini, dovremmo essere tutti uniti in politica estera. Purtroppo così non è e così indeboliamo il nostro Paese. Intervengo dopo il giorno della memoria, era ieri, tutti si sono profusi in dichiarazioni, we remember, never again. Sono passate meno di 24 ore e ci risiamo. Ci risiamo con l'odio per lo Stato di Israele, lo Stato degli ebrei, con l'antisemitismo nelle nostre università. Gli studenti di religione ebraica alla Sapienza devono nascondere la propria religione. Questa è la situazione dell'Italia di oggi, non quella delle leggi razziali. Non perché lo voglia questo governo, ma perché ci sono frange estremiste che invece che unirsi all'Occidente tutto, simpatizzano per chi fa la guerra all'Occidente. E allora è necessario ritornare alle radici, alla riscoperta di quei valori comuni che sono la base delle nostre democrazie. E sì, anche Israele è una democrazia nostra alleata, una democrazia che ha subito un atto terribile, un tentativo di genocidio. È stato quel famoso 7 di ottobre. Non dobbiamo scordarlo, lo sappiamo bene noi della Lega che sempre ci spendiamo a difendere Israele, perché sappiamo che l'antisemitismo purtroppo è ritornato. Prima era soprattutto a destra e ci sono stati danni, tragedie, il genocidio, l'olocausto. Oggi lo vediamo nell'estrema sinistra, in una sinistra che non ha più gli anticorpi per combatterlo. È qualcosa di drammatico, di doloroso, perché ancora non siamo riusciti a fare i conti con quella storia e con un popolo nostro amico, nostro alleato, con il quale condividiamo radici. Torno sulle radici. In nome di quelle radici abbiamo costruito le nostre democrazie, su quei valori. Le democrazie sono fatte di regole. Chi non accetta le regole si pone fuori dalle democrazie. E allora stiamo attenti, perché questa simpatia per movimenti come Hamas non fa altro che minare l'Occidente, l'esistenza dell'Occidente stesso. Ho citato il 7 ottobre, non a caso. Sono personalmente convinto e mi prendo la responsabilità piena di ciò che sto per dire, che quell'attacco alla libertà, alla democrazia, ad un popolo sia stato sì, certo, con la regia dell'Iran, ma che qualcuno degli alleati dell'Iran, penso a Mosca, penso a Pechino, qualcosa lo sapesse. Perché lì c'è un'alleanza delle dittature contro la libertà, contro il libero pensiero. È notizia di oggi che una nuova intelligenza artificiale a buon mercato si va già diffondendo, è cinese. Quell'intelligenza artificiale, se qualcuno digita piazza Tiananmen, non dà risposte. Se qualcuno digita Tibet o Taiwan, parte integrante del territorio della Repubblica Popolare Cinese. Ecco, noi stiamo favorendo queste forze, stiamo dimenticando chi siamo ed è per questo che noi non possiamo consentire un uso di quelle istituzioni internazionali create dall'Occidente a difesa della libertà per distruggere la nostra libertà. È quello che abbiamo visto a Gaza, dove l'UNRWA è stata più volte accusata
da Israele, che ne ha fornito anche le prove, di nascondere al proprio interno elementi di Hamas. E quello che succede oggi con la Corte Penale Internazionale: si vuole arrestare in Italia il primo ministro di uno Stato nostro alleato, Netanyahu, in nome del diritto. Ma così facendo non si favorisce forse chi quel diritto nel mondo del diritto internazionale lo nega ogni giorno e vuole imporre con forza un nuovo ordine mondiale, cancellando proprio quelle stesse istituzioni che oggi, incapaci di reagire alla strumentalizzazione, si prestano a questo uso spregevole. Quindi vicini a Israele perché lo ha scritto ieri l'onorevole Orsini, l'ho ripreso anch'io, pochi hanno il coraggio di dirlo e di scriverlo. Non ricordate gli ebrei morti, non ricordate l'Olocausto se non difendete quelli vivi. Voteremo a favore della mozione di maggioranza. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole. Qui Parlamento.
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Allora, sempre Radio Libertà, sempre in simultanea con voi, sono scoccate le 14:21. Mi era sfuggito l'altro messaggio sempre di Enzo da Pesaro, ma friulano di sangue, appassionato della terra friulana, che appunto lui che aveva lanciato il punk in una radio della città, Pesaro, aveva conosciuto appunto i Tampax, mi scrive che li ha rivisti recentemente. Hanno fatto anche una cena insieme, bello, bellissimo, l'estate scorsa. Ti racconta. E poi mi ha aiutato nella memoria, perché io prima non ricordavo più il titolo. Mississippi Burning, con Gene Hackman, poi William Dafoe, e poi l'attrice di Fargo, fantastica, immensa. È un grandissimo film, tra l'altro aveva anche come attore tra i protagonisti l'attore che faceva la parte del giovane pazzo nel Qualcuno volò sul nido del cuculo. Un grande film, non so se ha avuto anche lì la nomination, era sul razzismo, fatto bene. Adesso mi sfugge il nome del regista, che deve essere forse lo stesso regista di Fuga di mezzanotte. È un film contro il razzismo, ma fatto bene, senza la retorica disgustosa da woke, da pensiero politicamente corretto. È davvero un grande film, grazie secondo me. Cioè, lì tra l'altro, non so se Antonio è d'accordo con me, Vincenzo Mandi, Nelle mani di Dio, è d'accordo con me. È un film che si regge, è fatto benissimo, ma si regge tanto anche su interpretazioni fuori dal comune. Davvero, l'attrice che adesso non mi ricordo, che è fantastica, che è bravissima, anche William Dafoe. Sì, che quasi Vincenzo mi hai dato, quasi me lo rivedo, perché l'ho visto solo una volta o due. È un film che merita. Allora basta che dopo i gatti e il cinema, il calcio, io mi perdo via, e non va bene, perché c'è qualcosa di importante da fare: seguire la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare su questo sito. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, o prima che la Lega segua te alla Marciana. Si può firmare per sostenere le forze dell'ordine e quindi dare ancora più vigore alle proposte della Lega nel DDL sicurezza. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni, body cam, la tutela legale e altro ancora. Insomma, non deve essere, non può farla franca chi aggredisce e picchia un poliziotto, un carabiniere, un agente. Poi c'è la possibilità di iscriversi, è molto facile, si versano 10 euro, e lo ripeto, lo si può fare comodamente anche tramite PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi si fornisce il codice fiscale, si forniscono gli altri dati richiesti, alla fine vi verrà recapitata la magione. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io mi permetto di suggerire ampi, profondi, calorosi, devastanti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi il gesto di autodeterminazione civica, io lo definisco così, il 2 per 1000,
Scrivi D43, sostieni la Lega, scelta libera che non ti costa nulla, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia e un'Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla, sto leggendo sempre dal sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Sono soldi, lo ripeto sempre, dello Stato, che lo Stato però può impiegare secondo la nostra volontà, i nostri desideri che esprimiamo appunto con questa sigla. In questo caso questo è un redazionale della Lega, quindi D43 a cuor gioioso lo indichiamo, lo suggeriamo a tutti voi per sostenere il movimento di Matteo Salvini. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse o le stagioni o gli eroi della Marvel, 3 sempre e comunque il numero perfetto. Infine andiamo alle apparizioni radio-televisive di loro, degli eroi della Lega, vale a dire i politici, i suoi esponenti politici. Oggi pomeriggio alle 17:15 Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, lo potrete vedere e ascoltare nella trasmissione Economia in onda su Sky TG24. Poi abbiamo la senatrice sabato, dopodomani, il 1 di febbraio, alle 10:15, Daisy Pirovano, Super Partes, Canale 5, a ora presta alle 10:15. Daisy Pirovano. E poi mi sembra che per Segui la Lega Sassufi. Andiamo adesso allora a darvi qualche aggiornamento. Linee sempre aperte, servizio WhatsApp sempre a vostra disposizione. Abbiamo la russa sulle dimissioni di Santanchè e la sentenza della Cassazione appunto da valutare. La Suprema Corte ha deciso ieri che deve restare a Milano il procedimento in cui la ministra del Turismo e altre 2 persone sono imputate di truffa ai danni dell'INPS in un filone dell'inchiesta su Visibilia. Liberati altri ostaggi, la rabbia di Israele contro lo show di Hamas, immagini dell'orrore. Scontro tra un aereo e un elicottero militare. Al momento non risultano superstiti. È successo a Washington. Omicidio Agostino, annullato l'ergastolo al boss Madonia. Arriva il maltempo, piogge frequenti, ma non sarà freddo. Le giornate saranno caratterizzate da piogge, ma le temperature saranno miti. Vediamo se abbiamo... No, questa volta non indicano. Ecco qua, no, allora, domani, nelle prossime ore, un peggioramento tra Liguria e Piemonte con piogge nevicate oltre 1000 metri. Nel corso della giornata qualche piovasco arriverà anche nel nord-ovest e sulla Sardegna. Sul resto della penisola si prevede tempo asciutto con ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venerdì, domani 31, la penisola sarà colpita da ulteriori piogge dal nord-ovest verso la Toscana, Lazio e Sardegna, con temperature leggermente sopra la media del periodo. Devono essere i giorni della merla, 29, 30, 31. Chiuderanno con un'anomalia i giorni della merla termica positiva di +2 rispetto al clima del periodo. Saranno quindi giornate miti. Anche durante il primo giorno di febbraio pioverà nel nord-ovest e Sardegna, localmente anche al nord-est. Dal pomeriggio il maltempo si estenderà al sud e dominerà il giorno della Santa Candelora. In Calabria in particolare sono attesi forti venti e piogge intense. Domenica, il 2 febbraio, il maltempo si concentrerà sulle regioni meridionali, interessando in parte il centro, specie il settore adriatico. Piogge importanti dunque sulla Sardegna e su tutto il sud e nella parte bassa delle Marche. Condizioni meteorologiche favorevoli invece al nord e in Toscana. Le 14:30 è il momento dell'intervallo, ci risentiamo con Giuseppe Liturri tra 5 minuti o giù di lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. In simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina, parliamo di un altro colpo al green economy, chiaramente ripeto, siamo tutti a favore dell'ambiente, ma le follie, le esagerazioni, i fondamentalismi, eccetera, sono insopportabili perché stanno creando danni enormi. Se ne sono accorti anche alla Fed, che si è staccata da questo
NGFS, non riesco a pronunciare in inglese perché non sono inglese, e ve l'ho detto, il network che raggruppa oltre 100 banche, tutte impegnate nelle politiche cosiddette ambientali, e questo colpo, questa iniziativa segue un paio di settimane quella di cui avevamo parlato con il nostro ospite, la causa della American Airlines, che aveva impiegato i risparmi i risparmi previdenziali destinati alla pensione dei suoi dipendenti con BlackRock, che però invece appunto seguiva sempre queste politiche folli. Giuseppe Liturri, che leggiamo sulla Verità, online anche su StatMag e Out. Lo abbiamo al telefono, anzi in Skype. Lo saluto e lo ringrazio per la sua consueta disponibilità nei confronti di Radio Libertà. Benvenuto, dottor Liturri. Grazie Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Se fossimo nel pugilato, direi quasi un 1-2 a tanta retorica green, che però finché retorica possiamo parlarne. Se di mezzo ci sono i soldi, allora stiamo vedendo, no? Il settore automobilistico cosa sta succedendo per aver fatto queste scelte, e viene dall'America. Forse non è un caso, perché in mezzo tra questi due episodi c'è anche Trump che si insedia alla Casa Bianca, quindi un momento molto nero per i Verdi. Prego. Guardi, l'uscita perentoria di Trump, praticamente il giorno dopo il giuramento contro gli accordi di Parigi, a favore dell'estrazione di combustibili di origine fossile, a favore della libertà di scelta tra un'auto elettrica e un'auto a benzina, è stato come l'episodio di quel bambino che disse il re è nudo, cioè finalmente ha avuto il coraggio di dire che il re è nudo, perché tutta questa ondata di, diciamo, reazione, di rifiuto, come ha detto correttamente lei, di diktat talebani, covava già da parecchio, solo che nessuno aveva il coraggio di dirlo, o meglio, in molti di quelli che tacevano lo facevano per semplici interessi economici. Cioè dobbiamo andare all'origine di tutto questo. All'origine di tutto questo c'è la scelta da parte dell'apparato industriale tedesco, ormai scelta che è data 10 anni fa, risale a 10 anni fa, la scelta di trovare una enorme occasione di business nel perseguire diciamo, la transizione energetica. Era vile denaro. Il punto è che la strategia tedesca non ha funzionato. Può accadere, nelle business school ce lo insegnavano e ce lo insegnano tuttora. Non tutte le strategie di business funzionano. È la strategia tedesca di riconvertire parte del proprio apparato a produrre auto elettriche, a produrre pannelli solari, batterie, turbine per pale eoliche, si è scontrata con degli elementi di mercato che in parte erano prevedibili, in parte sono sopravvenuti, e che hanno costretto la Germania a essere non più il leader in certe tecnologie, ma un inseguitore, e nemmeno tra quelli più brillanti. Questo è tutto quello che è successo. Ora, sono tutti contro l'ESG, ma perché non ci stanno facendo soldi? Perché hanno capito che stanno perdendo denaro. Quindi non perdiamo di vista noi, diciamo che non abbiamo interessi economici in prima battuta, anzi ne siamo danneggiati come consumatori. Da dove tutto è partito? È partito dal Dieselgate del 2015, primavera 2014, quando è stato messo sul banco degli imputati un intero settore, Volkswagen in testa. Ora, nel 2019 la Commissione ha supinamente obbedito, e questa è la cosa che purtroppo ci dobbiamo tutti rimproverare, perché in quella commissione c'era anche un italiano, in quell'Europarlamento c'erano tanti italiani,
In quei consigli che hanno approvato quei folli regolamenti c'era il governo italiano. Il Green Deal è partito come risposta normativa a una richiesta da parte della Germania. Quindi il Green Deal è quello che la Commissione ha supinamente accettato di fare. Purtroppo poi il diavolo fa le pentole in mano ai coperchi. Arriva il Covid, arriva la rottura delle catene di fornitura internazionali, arriva col lockdown, arriva la crisi dei prezzi energetici, arrivano i dazi, perché i dazi già nel 2017 Trump li aveva messi, e tutto è venuto giù veramente a rotoli, con una velocità impressionante. Cioè, se voi immaginate all'assurdità di pensare che la Fed, la banca centrale, aveva aderito a un'alleanza per contribuire al raggiungimento del net zero come emissioni. Ma qualcuno si chiede, ma che c'entra la Fed? Che c'entrano le grandi banche d'affari? Cioè, eravamo arrivati a questo tipo di assurdità. In Europa, devo dire, e questo non lo dico io, ma mi piace citarlo, un autorevole editoriale del Wall Street Journal spiegava che in Europa ci siamo caduti mani e piedi in questa cosa. Perché? Anche perché ci ritenevamo forti del fatto che anche l'amministrazione Biden avesse sposato tutto questo delirio. Cioè nessun politico in Europa dal 2020 in avanti ha mai osato mettersi contro, perché sostanzialmente la risposta era, vedi, lo fanno anche oltreoceano. Poi arriva il Wall Street Journal a dirci, guardate signori, scusatemi, Biden vi ha ingannato, perché qui negli Stati Uniti a quella roba là non credeva nessuno. Il Congresso non ha mai approvato una serie di provvedimenti. Parte dell'opinione pubblica era già contraria, solo che c'era l'amministrazione Biden e tutto, anche lì, filava liscio, nessuno diceva che il re è nudo. E noi in Europa abbiamo creduto che tutto il mondo fosse in quella direzione. E quindi chiudeva l'editorialista, guardate che ora dovete ringraziare Trump, perché l'America ha smesso di dirvi bugie. L'America ha detto quello che vuole fare. E sono le 4 decisioni di Trump il giorno dopo il giuramento. Noi, basta sentire le parole della von der Leyen ieri, siamo ancora preda di questa ubriacatura ideologica, perché così va chiamata, e quindi i fumi e i residui di tutto questo sono ancora nell'aria, attenzione. Noi dobbiamo ancora vedere gli effetti concreti. Ma c'è un fatto, si sono arrabbiati gli industriali, cioè la finanza lo faceva perché non glielo imponevano, la commissione l'ha fatto perché del clima non gliene fregava nulla, c'erano interessi industriali tedeschi. Ora però l'industria si è accorta che è una strategia perdente, che non si guadagna. È notizia proprio di questi giorni che tutte le confindustria italiane, tedesche e francesi sono andate da von der Leyen con una bella lettera e hanno detto smonta tutto. Smonta letteralmente tutto. E quindi la von der Leyen può resistere fino a un certo punto, può fare scena, noi tireremo dritto, qualcosa del genere, ma quando si muovono gli interessi veri, che sono gli stessi interessi che nel 2019 portarono a quella svolta green, io credo che von der Leyen dovrà adeguarsi e fare un brusco cambio di rotta, soprattutto perché, questo è importante, la Commissione fa delle proposte di legge, ma il legislatore, o meglio il co-legislatore, è il Consiglio, in cui siedono i capi di governo, in cui uno vale uno, oltre delle percentuali relative al PIL e alla popolazione. E quando in quel Consiglio oggi siedono per la gran parte capi di governo di centrodestra, la von der Leyen può fare tutte le proposte che vuole. Va in Consiglio e si arena, va in Consiglio e andrà in Consiglio e prenderà la porta in faccia. Quindi
mesi molto interessanti ci attendono da questo punto di vista, e la miccia, ovviamente l'accelerazione che ha imposto Trump è evidente, come tutte le volte che qualcuno dice il re è nudo, tutti lo vedono e si accorgono che il re è nudo. Fino a ieri il re era comunque nudo, ma non lo vedeva nessuno perché non lo diceva nessuno. Questo è il quadro. Quello che mi perdoni, scusate la tosse, dottor Lituri, quello che sorprende fino a un certo punto è che però questi gruppi industriali che controllano anche importanti giornali, strumenti di informazione, si sono fatti circuire con grande facilità, perché c'era chi spiegava, diceva che queste strategie sono pericolose, che sui dati bisogna avere una lettura, tra virgolette, mi viene da dire laica, eccetera, eccetera. Invece i loro giornali, i loro strumenti di propaganda, non ultimo quelli della famiglia Elkann, hanno sempre fatto in modo, per esempio, di ridicolizzare i premi Nobel, non l'ultimo che passa per strada, i premi Nobel che dicevano che sul riscaldamento globale le cose non stanno come dicono gli allarmisti, non che non ci sia il cambiamento del clima, ma non va affrontato così. Lo hanno detto premi Nobel, l'ho detto anche Franco Prodi, fratello di Romano Prodi, però fino a poco fa loro hanno sempre secondato, anche se c'erano le voci comunque che denunciavano e criticavano. Insomma, un brutto segnale, perché se queste sono le classi dirigenti, non è che se adesso perché arriva Trump perdono i primi soldi, quindi sembra che torni il buonsenso. Io non ho, come cittadino non ho fiducia in queste classi dirigenti, perché sono troppo, tra l'altro il fatto che sia vedere anche gli Zuckerberg i Bezos che si inchinano subito così come niente fosse a Trump, cioè avete responsabilità, avete giri di miliardi, vuol dire che avete sbagliato prima, ma adesso continuate a sbagliare, nel senso non per le scelte che fate, ma per l'infingardaggine, una sorta di servilismo che poi porterà loro miliardi. Ma se queste sono le classi dirigenti, insomma, non va bene. Quasi quasi mi riprendo Gianni Agnelli. Prego. Guardi, io aggiungo alla sua considerazione solo un altro elemento. Il loro piano era quello di avere successo economico con i soldi nostri. Cioè, quei modelli di business erano modelli di business che erano fondamentalmente basati sui sussidi pubblici, sia in fase di investimento che in fase di consumo. Era lì, è quello il tassello che va aggiunto e che rendeva tutti seguaci del cambiamento climatico, perché attendevano miliardi di euro di investimenti su cui avrebbero fatto degli importanti profitti. Però quando accadono poi degli shock come quelli che ho raccontato dal punto di vista dell'offerta, e accadono anche poi dei fatti importanti a livello di mercato, perché la penetrazione dell'auto elettrica è quella che è, ha conquistato quella fascia di tifosi, punto. Gli altri viaggiano ancora con la punto. È finita. Cioè è mancato anche il mercato. Quando su quei prodotti dall'altra parte dell'oceano c'è un gigante come la Cina, le cui economie di scala rendono, e il cui avanzamento tecnologico rende impossibile per i produttori europei essere competitivi, ecco che l'industria europea si sveglia scioccata. Gli sono caduti tutti i tasselli che credeva fossero al loro posto. Ripeto, tra cui molto importante era l'aiuto pubblico. Cioè questi hanno fatto gli imprenditori del green con i soldi dei contribuenti, o meglio, avrebbero voluto fare gli imprenditori del green con i soldi dei contribuenti, senza i quali quel business non stava in piedi, non sarebbe mai stato in piedi. E quindi tutta la stampa, tutta l'operazione paura, ci scioglieremo nella prossima estate, moriremo asfissiati e tutto quel can che ovviamente i giornalisti proni
hanno mandato in giro per il mondo, e per l'Italia, per l'Europa, insomma, creando questa situazione. Era funzionale affinché tutti quanti noi comprassimo monopattini elettrici, auto elettriche, pompe di calore e tutto quel che ne sappiamo, pannelli a più non posso. Dovevamo alimentare quell'industria. Il gioco non ha funzionato, semplicemente. La strategia non ha funzionato. Lo insegnano nelle business school di strategia, guardi. Anzi, il settore automobilistico, devo dire, e io mi sono proprio formato professionalmente studiando casi di strategia relativi al settore automobilistico, che è proprio uno dei luoghi di elezione per strategie che non funzionano. Cioè l'automobilistico è particolare. Si parte, lancia in resta con certi obiettivi e poi magari mancano i pilastri e cade tutto. È già accaduto diverse volte, ci sono stati diversi salti tecnologici nell'automotive che hanno creato morti e feriti. Non è la prima volta, e quindi è un settore quasi quasi pilota per quanto riguarda successi e fallimenti. E nel manifatturiero anche questa volta è stato pilota. Cioè, ho letto che la Cina esporta 6 milioni di autovetture. Non c'è partita, fine. 6 milioni di auto elettriche, è finita. Hanno vinto loro. Cui allora il gioco, ripeto, è caduto. Stiamo assistendo a questo, quello che dicevo 1-2, e voglio riflettere con lei, perché appunto c'è anche il caso della Airlines, American Airlines. Un'osservazione, anche mentre stava parlando, la malafede di queste figure è manifesta, perché se si guardano le trasmissioni televisive, improvvisamente Ultima Generazione si è convertita dall'ambientalismo all'animalismo, il che mi fa presagire che magari ci sarà un cancan terribile per farci mangiare farina di grilli e non so cos'altro, polvere di vermi e roba di questo genere. Lo sto dicendo sorridendo, ma mi sa che potrebbero aspettarci qualcosa del genere. Prego. Ma questo è un altro pilastro della vicenda. Allora, qualche giorno fa su molti giornali, tra cui La Verità, è venuto fuori lo scandalo, che non è uno scandalo, ma a noi piace chiamare le cose in modo un po' così roboante. Sono fondi pubblici della Commissione che vanno a delle ONG. Tutto in modo trasparente, non c'è nulla di segreto. Che poi vadano alla ONG di Pellegrin anziché quella di Liturri, già comincia a essere un oggetto di discussione, no? Il fatto, diciamo, di rilevanza politica e forse anche giudiziaria è che cosa facevano le ONG con questi soldi? Facevano lobbying, pressione sui deputati, sugli europarlamentari, affinché spingessero verso certe decisioni favorevoli al green. Questa è una cosa gravissima, che ovviamente lo fanno sul green, l'hanno fatto sul green, chissà quali altri potrebbero essere i temi investiti da un'attività di questo tipo. E questo è un altro degli elementi che ci deve far capire. La Commissione ha finanziato dei soggetti, non poteva non sapere, anzi sapeva benissimo, che questi soggetti avrebbero poi tracimato nella loro attività, addirittura facendo pressioni. Diverso che tu magari fai attività divulgativa, fai convegni, spieghi, una posizione legittima, poi dobbiamo capire se erano finanziati tutti quelli che dicevano la stessa cosa. Temo proprio di sì, e non anche quelli che magari sostenevano il contrario, tenuti a pane e acqua, no? Ma se addirittura il bilancio della Commissione, quindi i nostri soldi, venivano destinati in modo trasparente verso destinazioni non trasparenti e addirittura ripeto, suscettibili di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria, allora significa che davvero ci hanno ingannato per non so quanti anni, su questo come su altri temi. Qui l'attenzione, la vigilanza, quando partono queste operazioni paura, deve essere sempre molto alta.
Siamo alla chiusura, abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio ancora Giuseppe Liturri, ve lo ricordo ancora, La Verità, Sternmag out. Grazie dottor Liturri e a risentirci a presto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E andiamo verso la chiusura. Abbiamo c'era allora devo porre rimedio perché mi sono dimenticato di inserire nei genetriaci Phil Collins, che invece è molto amato, e Carlina mi fa capire che le piacerebbe sentire In the Air Tonight di Phil Collins, e quindi Lorenzo al volo accontentiamo giustamente anche una nostra affezionatissima ascoltatrice che tra l'altro fa dei lavori meravigliosi con il Photoshop, quello di questo c'è Trump che dice da oggi solo 2 generi, maschio e femmine. È piaciuto molto anche a Lorenzo Carlina, quindi hai fatto centro come sempre. Andiamo in chiusura, vediamo le ultime notizie sulla Russia, sulle dimensioni di Sant'Anchè. Abbiamo letto prima, la BCE taglia i tassi dello 0,25 sui mutui variabili, risparmio di 50 euro al mese. Cosa cambia per azioni e bond? Dimissione di Sant'Anchè, la Russia dopo la decisione della Cassazione ora valuti truffa all'Inps. Cosa hanno detto i giudici? La folla schiaccia gli ostaggi, l'ira di Netanyahu, crudeltà inimmaginabile, e rinvia il rilascio dei prigionieri palestinesi. Assassinato in casa, Salva al-Momi, che nel 2023 bruciò il Corano. Il premier, possibile coinvolgimento di una potenza straniera. Terra dei Fuochi, Strasburgo condanna l'Italia, non protegge la vita degli abitanti. Chiuso, basta, andiamo con Phil Collins. Grazie a Lorenzo il Magnifico sulla di comando di regia tecnica, magnificamente appunto, non potrebbe essere altrimenti, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.